Bentornati in studio. Prima di chiudere c'è una notizia che arriva da Licata, nell'Agrigentino, dove un americano, un bresciano e un ragazzo di Licata, emigrato ma rientrato per le ferie estive, sono stati rapinati in corso Umberto. I 3 giovani turisti sono stati avvicinati da 2 uomini su uno scooter, minacciati con un'arma. Il bresciano ha consegnato ai ladri il borsello che aveva in spalla con 300 euro. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito. Dopo di noi Barzelletta e poi in prima serata Toti e Totino, la serie. Un buon proseguimento su Antenna Sicilia. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta. Buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del nostro TG Sicilia. I titoli del telegiornale. Bimba morta per una sospetta difterite a Palermo. La madre della piccola si scaglia contro i medici e contro i media per aver fornito ricostruzioni scorrette. ASP e procura intanto indagano sulla morte della piccola, mentre in città aumentano le richieste di vaccinazioni. Intanto si cerca il paziente zero. Le planimetrie dettagliate del Museo regionale di Messina erano scaricabili sul sito. È la scoperta fatta durante le indagini sul furto delle opere di Antonello trafugate a Ferragosto. Nella piantina è indicata la sala dove erano esposti i capolavori rubati e la porta probabilmente utilizzata dai ladri per la fuga. Bollette sempre più care in Sicilia, si spendono anche 500 euro in più a famiglia e intanto il prezzo del gasolio nelle isole minori sfiora i 3 euro. A Militello Val di Catania spunta una svastica all'interno della villa comunale realizzata con i tappetini dell'area fitness a pochi passi dal monumento dedicato alla Resistenza. A denunciare l'episodio è stato il sindaco Giovanni Burtone. Adesso sono partite le indagini. Calcio, Stadio Barbera quasi sold out per il debutto del Palermo domenica contro la Juve Stabia. In Serie C il Catania pronto a ufficializzare l'accordo con il Bomber Coda, il miglior marcatore nella storia della Serie B. Ancora buongiorno, in apertura una notizia appena arrivata in redazione, un incidente mortale a Butera nel Nisseno per cause ancora in corso di accertamento. Un veicolo è uscito autonomamente fuori strada, nell'incidente ha perso la vita un metronotte, traffico temporaneamente bloccato sulla strada statale 115 sud-occidentale Sicula. Il personale dell'ANAS al momento è sul posto per consentire velocemente il ripristino della viabilità. Vi daremo ovviamente nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale ulteriori dettagli. E adesso a Palermo, dopo la morte della piccola Anna Rosa di 4 anni, la madre accusa i medici e i media di aver fornito ricostruzioni scorrette e mette in discussione anche la gestione sanitaria del caso. Intanto l'ASP e la procura di Palermo indagano sulla morte della piccola, mentre in città aumentano le richieste di vaccinazioni e si cerca anche il paziente zero, il servizio di GR Italia. Solo Dio nostro Signore può giudicare è lo sfogo affidato ai social da Manuela Maggio, la madre di Anna Rosa, la bambina di 4 anni morta a Palermo con una sospetta difterite. La donna difende la famiglia e attacca duramente le ricostruzioni circolate sul caso, contestando anche l'operato dei sanitari e parlando di medici incompetenti, accuse pesanti che dovranno essere verificate dagli accertamenti in corso. Mia figlia è stata portata diverse volte al pronto soccorso e ci sono carte che parlano, scrive la madre, respingendo anche l'ipotesi che la famiglia abbia scambiato la difterite per una tonsillite. La causa della morte ancora non si conosce, dice, perché ancora nulla è confermato. Intanto l'ASP di Palermo ha avviato l'indagine epidemiologica per ricostruire i contatti della bambina e individuare l'eventuale origine del contagio. È già scattata la profilassi antibiotica per le persone esposte, compresi alcuni sanitari. Resta ricoverato anche il cuginetto di 4 anni con sintomi simili ma condizioni al momento non preoccupanti. Il bambino risulta regolarmente vaccinato. Anna Rosa era arrivata in ospedale con febbre, vomito e inappetenza ed era stata dimessa
rimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il rapido peggioramento, il trasferimento in terapia intensiva e la morte. Sul caso indaga la Procura di Palermo, mentre nei centri vaccinali aumentano le richieste per il vaccino esavalente. Adesso saranno gli accertamenti a stabilire cosa sia accaduto e se vi siano state eventuali responsabilità. La morte della piccola Anna Rosa riporta alla ribalta una malattia che in Italia sembrava ormai confinata ai libri di storia. La difterite è rara ma non è scomparsa e i dati sulla vaccinazione in Sicilia riaccendono l'attenzione. Il servizio di GR Italia. La morte di Anna Rosa riporta sotto i riflettori la difterite, infezione provocata dal Corynebacterium difterie, trasmessa attraverso le vie respiratorie e potenzialmente letale per effetto delle tossine che il batterio può produrre. Un tempo era una delle principali minacce per l'infanzia. All'inizio del Novecento in Italia si contavano circa 30.000 casi e 1.500 vittime ogni anno. Poi la vaccinazione ha cambiato radicalmente lo scenario, trasformando la difterite in una malattia oggi eccezionale. E sul caso di Palermo sono intervenuti anche diversi infettivologi. La difterite è una malattia infettiva altamente contagiosa, purtroppo gravata anche da un'alta letalità. La malattia è prevenibile con un vaccino che è altamente efficace ed è assolutamente sicuro. E grazie a questo vaccino non abbiamo avuto più casi da tantissimi anni. Il vaccino è obbligatorio ed è obbligatorio dal 1939. L'obbligo vaccinale esiste, purtroppo ci sono ancora tante persone che non si vaccinano per diversi motivi. Ma il caso di Palermo riaccende soprattutto i riflettori sulle vaccinazioni. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute relativi al 2024, la Sicilia è ultima in Italia per la copertura del ciclo vaccinale pediatrico di base. Tra i bambini nati nel 2022, solo l'85,13% aveva completato entro i 2 anni le 3 dosi contro difterite, tetano, pertosse, polio ed epatite B, contro il 94,46% nazionale. Numeri che dovrebbero fare riflettere. Adesso cambiamo argomento, andiamo a Messina dove va avanti l'inchiesta sul furto delle opere d'arte di Antonello, si indaga su un possibile basista, si cerca tra i filmati delle telecamere di videosorveglianza ulteriori particolari. È stato scoperto che sul sito del Museo regionale è possibile reperire la piantina dettagliata dell'edificio preso di mira dai ladri. Il servizio di Angelo Gagliano. Vanno avanti senza sosta le indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina dal museo a Cascina. Squadra mobile, carabinieri del nucleo tutela del territorio artistico coordinate dalla procura non tralasciano alcune ipotesi a cominciare dal ruolo di un possibile basista. Decisivi in tal senso potrebbero risultare i filmati del sistema di videosorveglianza per trovare una traccia dei ladri in arrivo oppure in fuga. Ma nelle ultime ore si è scoperto che sul sito del museo regionale Maria a Cascina è possibile reperire la planimetria dettagliata dell'edificio preso di mira dalla banda. Si trova in una sezione appositamente indicizzata relativa ad un progetto di un paio di anni fa finalizzato e finanziato con i fondi PNRR relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche. Non è possibile però stabilire quando le planimetrie siano state caricate sul sito del museo messinese, ma è certo che sono liberamente scaricabili e ricche anche di particolari. Nelle stesse però non sono indicati gli impianti di videosorveglianza. Con la lettera A è indicata invece la sala dove erano esposte le opere di Antonello da Messina e la porta che è stata trovata aperta e che si pensa sia quella utilizzata dai ladri. E questa che stiamo vivendo è un'estate rovente e sempre più costosa, perché in Sicilia tra il caldo e il condizionatore una famiglia può arrivare a spendere anche dai 300 ai 500 euro in più rispetto all'anno passato. Per l'associazione Confconsumatori servono interventi strutturali e non più soluzioni tampone. Il servizio di Marco Carli. L'estate è come l'inverno. Se nella stagione più fredda è il gas a rappresentare la spesa maggiore per i siciliani, in questi mesi riuscire a rinfrescare vita e ambienti diventa più difficile e soprattutto più costoso. La stima, per via di un clima che diventa rovente e di bollette sempre più esose, oscilla fra i 300 e i 500 euro in più a famiglia. Attenzione a ritenere che tutto sia causato dall'eccessivo caldo che determina eccessivi consumi. Ci può stare, ma la realtà fondamentale e principale resta quella di costi esorbitanti ed esagerati e noi consigliamo sempre anche di verificare la legittimità dei vari addebiti. A rimetterci come sempre sono le fasce più deboli, anziani e pensionati o le famiglie, e in Sicilia non sono poche, che devono fare i conti con entrate non sempre sicure o con uno stipendio solo. Quali sono le contromisure? Interventi strutturali a monte, non più soluzioni tampone che servono solo ad allontanare il problema.
A portare il peso di questi aumenti sono un po' tutti i consumatori, ma quelli su cui sta ricadendo maggiormente il peso sono le famiglie. E quindi è necessario porre mano a interventi strutturali. Fino ad oggi purtroppo abbiamo assistito ad interventi parziali e non risolutivi, in altri termini solo pannicelli caldi. E tra gli aumenti di questi ultimi mesi c'è anche quello del gasolio. Il record è stato registrato nelle isole minori, dove un litro di diesel sfiora addirittura i 3 euro. Il servizio di Orazio Longo. Fortunatamente l'isola è piccola e si può girare anche in bicicletta, ma pagare 3,25 euro per un litro di benzina e 2,80 per un litro di diesel fa rumore. A Linosa, nelle Pelagie, un pieno costa un terzo in più rispetto al resto d'Italia. Record di una mappa dei rincari che tocca la Sicilia più delle altre regioni, in particolare se si va nelle isole minori, dove alla crisi internazionale si sommano il trasporto via mare e la speculazione. I dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy certificano che a Ustica si pagano 2,699 € e 2,599 €. A Pantelleria il gasolio costa 2,699 € al self, superando la media italiana di 58,3 centesimi. A Lampedusa il diesel oscilla tra 2,620 e 2,649 e la benzina tra 2,496 e 2,499. I tentativi di massimizzare i guadagni da parte della filiera ci sono sempre, dice Giampiero Reale, presidente di Confindustria Siracusa. Neppure la riapertura di Hormuz però produrrebbe un ribasso immediato, ma servirebbero almeno 45 giorni per ricostruire le scorte e riallineare gli approvvigionamenti. Oggi intanto la media dei prezzi self in Sicilia è dietro solo a Calabria, Bolzano e Friuli Venezia Giulia. Il diesel self costa 2,140 €, la benzina 2,15 €, il metano 1,876 €, il GPL 0,80. Adesso andiamo a Militello Val di Catania, dove è comparsa una svastica nella villa comunale realizzata con i tappetini dell'area fitness. A denunciare l'episodio è stato il sindaco Giovanni Burtone. Dice: serve una risposta ferma, non è stata una bravata di bambini, è la trovata di un mascalzone, ha detto il sindaco nel denunciare la svastica realizzata a pochi metri, pensate, dal monumento dedicato alla resistenza ai partigiani del paese. Sono in corso gli accertamenti attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza per individuare e risalire ai responsabili. Adesso ad Enna, l'antica Ancipa, il rapido calo delle riserve registrato tra la fine di luglio e la metà di agosto alimenta la preoccupazione di un'altra emergenza idrica. Ce ne parla Salvo Calacciura. Con l'estate ancora in corso, a preoccupare adesso la quantità d'acqua che resterà disponibile nei prossimi mesi. Alla diga Ancipa nell'Ennese, una delle principali riserve idriche della Sicilia centrale, in appena 19 giorni il volume dell'immaso si è ridotto di 3.300.000 metri cubi d'acqua. Un calo che riaccende il confronto sulla gestione dell'immaso e fa scattare l'allarme del Movimento per la difesa dei territori di Nicosia, preoccupato soprattutto per la velocità con cui il livello dell'Ancipa è diminuito tra la fine di luglio e la metà di agosto. L'autorità di bacino ha però chiarito che le erogazioni rientrano nei quantitativi autorizzati per la stagione irrigua dei consorzi di bonifica di Enna e Catania, escludendo anomalie. Come abbiamo visto, in un mese può succedere di tutto, da quasi 20 milioni di metri cubi a 15,4 in sole 3 settimane. 4 milioni di metri cubi sono un'enorme quantità d'acqua, quasi un quarto del totale contenuto nel bacino al momento della decisione. Ricordiamo che quest'anno ha piovuto tanto, ha piovuto anche a giugno. Sullo sfondo resta però il tema della gestione delle riserve dell'Ancipa, che attualmente conta circa 16 milioni di metri cubi d'acqua, in un territorio che negli ultimi anni ha già dovuto fare i conti con una pesante crisi idrica. A preoccupare sono soprattutto la velocità con cui si stanno riducendo le riserve e l'incognita delle precipitazioni dei prossimi mesi. Il timore è che possa ripresentarsi una nuova emergenza idrica. Se ad ottobre avessimo avuto 16 milioni di metri cubi piuttosto che gli 11 che potremmo avere, sicuramente mi sentirei più sereno.
E restiamo in tema, però spostiamoci ad Agrigento, dove l'acqua manca nelle case ma continua a perdersi per strada. È stata segnalata una copiosa perdita lungo la scala di via Firenze e via Manzoni, una perdita che riaccende le polemiche sulla gestione del servizio idrico. Il servizio. È l'acqua che manca nelle case, quella che arriva per pochi minuti con turni che possono superare i 10 giorni. Eppure, ad Agrigento, la stessa acqua continua a perdersi per strada. Lungo la scala tra via Firenze e via Manzoni, una copiosa perdita idrica scorre giorno e notte. Una situazione già segnalata più volte agli organi competenti, ma che ancora non è stata risolta. Il paradosso è evidente: da una parte una città assetata, dall'altra una rete idrica che disperde preziose risorse. Una rete colabrodo che alimenta rabbia e proteste, perché mentre nelle case si aspettano giorni per avere l'acqua, lungo le strade se ne sprecano migliaia di litri. E proprio sulla gestione dell'emergenza interviene il movimento di Ismaele Lavardera, che punta il dito contro AICA. La posizione è netta: AICA ha fallito, sostiene il movimento controcorrente, chiedendo al Consiglio di amministrazione di valutare un passo indietro. Mantenere in carica lo stesso CDA, si legge nella nota, significherebbe negare l'evidenza e sottrarsi a ogni responsabilità. Un'accusa pesante che riporta al centro il tema della gestione del servizio idrico e di una crisi che ad Agrigento continua a lasciare i rubinetti a secco mentre l'acqua si perde per strada. Stiamo ad Agrigento perché il mito torna a vivere nell'area della Valle dei Templi. Fino al 30 agosto in scena il risveglio degli dei. Ci spiega di che si tratta in questo servizio Davide Sarto. Prima la notte, poi la luce che lentamente conquista la Valle dei Templi. È all'alba che il mito prende vita tra le colonne e la storia incontra il presente. Torna fino al 30 agosto ad Agrigento il risveglio degli dei, lo spettacolo scritto e diretto dal regista Marco Savatteri, che celebra quest'anno la sua 10ª edizione. Una produzione firmata Savatteri Produzioni, realizzata in collaborazione con il Parco Archeologico della Valle dei Templi. L'esperienza inizia alle 4:30 dalla bietteria del Tempio di Giunone. Da qui il pubblico percorre la via sacra, accompagnato dalle divinità della mitologia greca, fino al Tempio della Concordia, dove prende forma lo spettacolo. Un percorso immersivo tra teatro, musica e narrazione, nel quale i grandi miti vengono riletti alla luce della contemporaneità. Narciso diventa metafora di una società sempre più concentrata sulla propria immagine. La guerra di Troia richiama i conflitti del nostro tempo. Medusa porta invece al centro il tema della paura e del rapporto con l'altro. E sullo sfondo c'è la Valle dei Templi, che all'arrivo dell'alba diventa parte integrante dello spettacolo, trasformando il risveglio della natura in un autentico evento scenico. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, al rientro tanto calcio e calciomercato. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Apriamo la pagina del calcio. Cominciamo con il Catania, che è pronto all'esordio in campionato contro l'Inter Under 23 domenica al Massimino, ma la notizia più importante arriva dal mercato, perché potrebbe chiudersi a minuti la trattativa con Massimo Coda, un colpo che porterà in città esperienza e gol per l'attacco rosso-azzurro. Il servizio di Marco Carli. Un vero colpo di coda nei giorni finali delle trattative. Il Catania prepara l'esordio in campionato. Domenica alle 18 al Massimini i rossazzurri affronteranno l'Inter Under 23, ma la notizia del giorno arriva soprattutto dal mercato. Nella settimana in cui sono arrivati Masciangelo e Di Marco, il Catania è vicino ad ufficializzare Massimo Coda, l'attaccante 37enne, miglior marcatore nella storia della Serie B e reduce dall'esperienza alla Sampdoria. È atteso il rossazzurro, un colpo d'esperienza e pesante per l'attacco di Longo e un segnale importante nella settimana dell'esordio. Un anno più opzione per il secondo, la base d'accordo. Insomma, mentre la squadra prepara il debutto, il mercato regala un nome importante con Rolfini, che invece ha i saluti. Per quanto riguarda la partita con l'Inter Under 23, Longo sembra aver già in mente gran parte dell'11 titolare. Nell'ultimo test contro la Primavera ha vinto 5-0, il tecnico ha confermato Rinaldi tra i pali. In difesa potrebbe esserci Perrotta con Ierardi, mentre Pagliai e Donnarumma vanno sugli esterni con quest'ultimo che se la gioca con Masciangelo. Corbari, Quaini e Jimenez a centrocampo, quindi
davanti potrebbero esserci Cicerelli, Liguori e Leonardi. L'Inter Under 23 arriva invece al Massimino dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro il Vado ai calci di rigore. Adesso spostiamoci di categoria, andiamo in Serie B con il Palermo che prepara la sfida di domenica prossima allo Stadio Barbera contro la Juve Stabia. Sarà l'esordio in campionato, è previsto il sold out allo Stadio di Palermo. Sul mercato invece il direttore sportivo Osti è al lavoro per trovare un'alternativa all'infortunato il portiere Joronen. Il servizio di Marco Gullà. Corsa verso l'obiettivo e soprattutto verso la prima di Serie B. Il Palermo domenica in un Barbera come sempre da quasi tutto esaurito sfiderà la Juve Stabia. I segnali positivi sono già arrivati. La vittoria contro il Lecce è un frame della solidità del nuovo Palermo di Pippo Inzaghi. In porta ci sarà Fortin, ma il club rosanero sta accelerando per trovare un sostituto di Joronen che bene che vada resterà fermo almeno 2 mesi. Perin è sempre le alternative. Il direttore sportivo Osti si sta prendendo qualche giorno di riflessione. Perin avrebbe già dato un benestare di massima al trasferimento, ma resta da convincere il club bianconero. La Juventus infatti non sembra intenzionata a privarsi facilmente del giocatore. Il Palermo proverà a sfruttare la volontà di Perin di trovare maggiore spazio e continuità. Intanto si profila una nuova operazione di mercato per l'attacco. Brunori potrebbe andare al Cesena, mentre dal club romagnolo potrebbe arrivare in rosanero l'attaccante Spendi, da definire solamente in che termini inquadrare questa operazione. Il centravanti albanese rappresenterebbe un ulteriore rinforzo per una squadra che è stata etichettata già come la regina del mercato di Serie B. Vedremo cosa dirà il campo. Il nostro telegiornale finisce qui. Vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà alle 13:30. A seguire invece la rassegna stampa curata oggi dal collega Marco Carli. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.